la Trinità di Delia. Ci troviamo a Castelvetrano, chiesa del XII secolo. Mai come questa chiesa possiamo capire i secoli di storia che uniscono le culture bizantine, islamiche e cristiane nordiche, perché qui c'è anche l'influsso lombardo. Questa è una meraviglia. Che tu veda all'esterno è esattamente quello che è all'interno. La croce greca si vede perfettamente bene nella struttura del tetto e si vede perfettamente bene l'accorgimento di sovraelevazione al centro della croce per permettere la collocazione della cupola, la sporgenza di tutte le tre absidi, quando invece nelle chiese coeve di Palermo solo Santa Maria dell'Ammiraglio presenta uno schema uguale, però non fruibile al pubblico, che non può mai andare a verificare. Perché una chiesa, un tempio in genere, altro non è che un percorso iniziatico, quello di un'elevazione dal terreno al celeste. E quindi dobbiamo cominciare dal più basso che ci sia consentito, in questo caso quindi una cripta. Andiamo a vedere. La pianta è quella di una croce greca che quindi in qualche modo ripropone sotterraneamente lo schema della chiesa come lo troveremo nella cappella superiore. Vincenzo Saporito Galliano. E se l'uso odierno è chiaramente sepolcrale, io sarei tentato di pensare che fosse anche adibita ad un uso cerimoniale. È una meraviglia. Noi siamo quelli euclidei del quadrato, c'è niente da fare. La nostra preghiera verso il divino trinitario, lo vediamo così Dio, trino. Anche le vecchie religioni si rifacevano alle triadi. Il sentimento del divino per l'uomo è sempre stato ispirato al tre. La cosa bella in questa chiesa è che il nostro appello a Dio, la nostra preghiera trina verso il cielo, risposta di Dio, un 4, come 4 dita verso di noi. Noi siamo gli uomini, noi siamo quelli del quadrato, noi siamo quelli limitati dallo spazio e dal tempo. Dobbiamo vedere le altre componenti di questa cultura dell'epoca normanna. E in primis i musulmani, che sono l'essenziale dei muratori. Naturalmente si troverà anche il loro influsso in queste chiese, palesemente all'esterno con i musharabie, le famose finestre in trecce di pietra, possono anche essere di legno, e questi musharabie solitamente sono scanditi in forme geometriche usando parecchio le stelle. La grande tradizione ebraica, gli ebrei sono popolo della cultura, popolo del libro, costruiscono poco, ma sono presenti e sono presenti nella tradizione delle porte, di come si entra in un tempio. Noi abbiamo 3 porte d'ingresso nella chiesa e sono estremamente interessanti e fanno la gioia di chiunque si occupa di simbologia, naturalmente, perché la porta principale d'ingresso è quella posta al centro della facciata ovest, quindi non c'è tanto da riflettere, è l'inizio della via maestra che porta da ovest ad est. Sarà adoperato solo dagli uomini, quando invece le donne entreranno dalle porte laterali. 2 porte perché non c'è dubbio per me
che avremo trovato nel Medioevo non solo le riunioni per le sante messe, ma sicuramente altro tipo di riunione a carattere più squisitamente iniziatico. Faccio riferimento ad esempio alle cerimonie dei Templari. Guardiamo bene, potevano, volendo, essere ubicate proprio al centro della facciata, sia a meridione quanto a settentrione, invece no. Sono ubicate queste porte a toccare l'ovest. Non si deve entrare nel Tempio se no nel primo passo iniziatico, che è l'ovest. A nord si può soltanto godere del sole, ma non emana nessuna luce, soltanto gli altri punti cardinali. Entrare da nord significa che io entro privo di luce, io non emano nessuna luce, entro, quindi questo è il profano assoluto, colui il quale non ha ricevuto il privilegio di nessun sacramento, non è parte della nostra comunità. Sono entrato con il cappello in testa e ho la curiosità di sapere se lo posso tenere in testa o se invece sto sbagliando. Sto cercando di sincerarmi della consacrazione di questa chiesa. Non c'è più la pietra di consacrazione. Conserverò quindi, senza offendere il luogo, il mio cappellino in testa. La chiesa non è più consacrata ed è un grande insegnamento, perché tutto l'arredamento lascia pensare che non sia così, ma bisogna non fidarsi mai del decoro, che ha poco incidenza sulla sacralità di un luogo o meno. Per me questo luogo è sacro soltanto perché è nato per onorare Dio. Noi siamo nel terreno quando parlo così, e quindi bisogna elevarsi. E allora che cosa tu trovi? Le braccia della croce greca, ma tu trovi anche un prospetto di navate latine, 2 con una crociera a vela e una con un soffitto a botte, 2 forme, 3 con la cupola, che in questo caso è anche una cupola rialzata, quindi l'influsso islamico, 3 absidi che sporgono fuori, e quindi è una complessità totale. Questa è la chiesa più completa che tu possa immaginare, perché è greca, è latina, è araba. Un grande quadrato. E questo quadrato principale mette in scena un altro quadrato, i quali limiti sono sanciti da 4 colonne, 2 colonne di granito, posti ad ovest, e invece le 2 altre colonne poste ad oriente sono invece di marmo cipollino, il rosso e il verde. Per quale motivo? Fanno parte queste colonne di una scenografia ispirata alla teofania della luce, cioè come si può parlare di Dio senza parole? Beh, una delle soluzioni è di integrare la luce del sole nella preghiera stessa. Quando il sole entra dalle finestre meridionali, si troverà a un certo momento a illuminare le colonne. La luce di un solstizio avrebbe illuminato a mezzodì lo stilobate, cioè la pietra a supporto di una colonna, e durante 6 mesi, sempre più in alto, giorno dopo giorno, avrebbe il giorno del successivo solstizio illuminato il capitello. Nel secondo quadrato, quello contenuto tra le colonne, si trova anche un terzo quadrato, però simboleggiato soltanto nel mosaico. La pavimentazione è stata interamente rifatta, ma troviamo qualcosa che ci indica che l'antico credo non è del tutto scomparso, perché
una tomba della famiglia Saporito, che possiede questa chiesa e che l'ha interamente adibita ad uso sepolcrale, ha posto una tomba proprio al centro del quadrato più sacro. È una replica del sarcofago di Guglielmo I a Monreale. Se noi fossimo a Monreale con il sepolcro, diciamo, il sarcofago di Guglielmo I a Altavilla, avremo naturalmente un sarcofago di porfido rosso o granito, vecchio retaggio degli antichi egizi, per la scelta del granito del porfido rosso e per rappresentare il sole in terra. Quindi quando si vede dal Medioevo e dai secoli precedenti un sarcofago di porfido rosso di granito, non ci può essere nessuno tranne un re all'interno. Questo braccio che viene dal nulla o dal tutto, se lo vogliamo dire, in un riferimento al divino naturalmente, come lo è il cerchio. E la foglia di edera era usata negli antichi culti greci e romani per due rituali, il rito di Apollo Helios e quello di Eracles, Ercole, ma è anche una simbologia ebraica che si trova maggiormente a protezione delle serrature nelle antiche case medioevali degli ebrei, non solo in Sicilia, una foglia di edera che assomiglia tanto a un cuoricino. Il centro sia dei quadrati sia del cubo in sostanza e della stessa croce apre a questo vero e proprio ascensore verso il divino che è la cupola sopraelevata che ci permette di capire come si passa dalla realtà cubica alla realtà simbolica più adatta al divino. Noi abbiamo bisogno, per parlare di Dio, di un cerchio e la cupola sarà quindi la semisfera posta su questo cerchio. Ebbene, si giunge dal cubo alla semisfera da un tamburo. Le finestre sono aperte ai punti cardinali, ma abbiamo delle nicchie negli angoli e questo è anche una tradizione islamica. Troviamo i muqarnas in questa posizione, fanno sì che diamo un ritmo ormai alla parte sommitale del cubo che è un ritmo ottagonale. Se a un quadrato possiamo fare corrispondere solo un cubo, invece per il cerchio possiamo scegliere il semicono, il cilindro o la semisfera. Ebbene, le tre espressioni le abbiamo trovato nel lungo percorso della fede cristiana, le guglie del semicono delle cattedrali gotiche. Il cilindro è un'espressione che è stata adoperata in tempi più recenti, Le Corbusier ad esempio, e la semisfera, ebbene, l'abbiamo ogni volta troviamo queste cupole.